illustre concittadino che è stato un grande artista ma anche un grande uomo, un uomo con la U maiuscola. Quindi fin da piccolino lui aveva questa attitudine, questa capacità artistica e ha frequentato Possagno, la Gipsoteca, avendo la possibilità di essere sotto Tonino Pasin, l'allora custode del museo. Ha avuto la possibilità di formarsi sui gessi canoviani. Data appunto questa attitudine, poi si è spostato a Venezia e ha continuato lì la sua formazione. Però il link con Possagno non finisce qui. Infatti sappiamo che Francesco Sartor nel gennaio del 1918 si è messo a disposizione per mettere in salvo i modelli in gesso canoviani. Che cos'era successo? Sappiamo che questa zona era fronte di guerra. Nel dicembre del 17 è caduta una bomba dentro al museo, ha sfondato la prima campata dell'Ala Lazzari e quando è caduta a terra e deflagrata ha polverizzato alcuni gessi, ne ha danneggiati degli altri e quindi c'è stato un lavoro di sinergia con alcune persone che erano ancora presenti nei nostri paesi appunto per mettere in salvo le opere canoviane custodite all'interno del museo. Come ho detto all'apertura, dobbiamo ripartire dai valori storici e culturali che ha saputo esprimere la nostra comunità e in particolare Francesco Sartor, un artista di rilevanza nazionale. Peccato sia vissuto in un periodo molto difficile, però per la nostra comunità è importante ripartire appunto e affondare le radici del nostro agire in quella feconda eredità che viene da artisti di questa caratura. Ecco. Per questo dobbiamo essere i primi a conoscere il nostro territorio, a conoscere le storie e la storia con la S maiuscola del nostro territorio e poterla proporre nella maniera più adeguata a tutti coloro che amano il nostro territorio e sono tantissimi. Dobbiamo vedere il nostro territorio con gli occhi di tutti coloro che da fuori vengono nel nostro territorio. La nostra intesa programmatica d'area e i nostri comuni hanno tanto da dire anche in termini turistici, per cui ci auguriamo che questo possa essere di buon auspicio per una ripresa di una stagione turistica che, con tutti i limiti purtroppo ancora imposti dal Covid, che però possa vedere tanti visitatori frequentare i nostri territori e apprezzare le bellezze non solo naturali ma anche culturali come queste che possiamo offrire. Allora, intanto è importantissima questa sinergia che c'è da sempre, c'è da tempo con Cavaso e la volontà di fare le cose assieme. Ce l'ha insegnato anche Sartor nel momento in cui, dopo il bombardamento della Prima Guerra Mondiale, è venuto a Possagno per tutelare, per conservare, per mettere in sicurezza le opere del Canova, quindi già da allora la sinergia Cavaso-Possagno era un must. Certo, veramente tante persone da ringraziare. Innanzitutto l'amministrazione comunale che ci ha dato questa grande opportunità di valorizzare Francesco Sartor. Un grande grazie va a tutta la commissione Francesco Sartor, un gruppo che si è messo a disposizione per le proprie conoscenze e competenze. Un grazie ai prestatori che hanno messo a disposizione le loro opere e anche un grande grazie al Comitato Storico di ricerca Francesco Sartor, questo gruppo di appassionati, di studiosi, ricercatori che hanno approfondito i vari aspetti della figura dello scultore. Stanno anche lavorando a un libro che vedrà la luce il prossimo settembre e quindi avremo il piacere di essere presenti alla presentazione del volume.